Assessore, prima ha detto che la sua presenza oggi è nel segno del ringraziamento nei confronti dei volontari, ma anche degli infermieri che collaborano con Pedemontana Emergenza. Sì, sicuramente oggi inauguriamo una nuova ambulanza, un nuovo mezzo per questa associazione che fa parte della rete delle emergenze e urgenze, ma anche di quelli che sono i trasporti sanitari e quant'altro. Oggi senza le associazioni, senza il terzo settore, sia i volontari ma anche quelli professionali, non riusciremmo a erogare i servizi e arrivare ovunque, e un esempio ne è Pedemontana Emergenze. E anche in questo caso voglio in tutte le occasioni che ho sottolineare il ringraziamento a tutti i sanitari, gli uomini e donne del sistema sanitario veneto, per il grande lavoro, il grande sacrificio che stanno facendo. Sappiamo che è un momento non semplice, non troviamo personale, emergenza urgenza è uno dei grandi drammi in tutto il paese nazionale e internazionale, lo sappiamo, dovuti a tanti fattori, alla parte economica, ai carichi di lavoro, al burnout che si è creato soprattutto dopo la pandemia, ma anche ai contenziosi, alle aggressioni. Insomma, oggi sono tanti tasselli che stiamo cercando di mettere a posto, a cui stiamo cercando di dare una risposta anche con il livello nazionale. Per quanto riguarda invece Pedemontana Emergenza, ha parlato di una prossima nuova convenzione con l'US2 Marca Trevigiana. Sì, sono in scadenza un po' tutte le convenzioni, quindi di volta in volta vengono riformulate. Io sono convinta che in quell'occasione USL2 Marca Trevigiana saprà tener conto sicuramente dei costi che oggi ci sono, dell'inflazione, insomma, che oggi sicuramente ha fatto alzare molto i prezzi, e quindi riconoscere, insomma, il giusto e il dovuto. Parallelamente stiamo lavorando alla programmazione per quanto riguarda la rete dell'emergenza urgenza, e c'è già un accordo anche con l'azienda sanitaria USL2 Marca Trevigiana per individuare proprio tramite Pedemontana Emergenza un punto di primo intervento che dovrebbe cosa fare? Dovrebbe alleggerire i pronti soccorsi, e quindi dovrebbe essere un punto territoriale dove la popolazione può accedere per i codici inferiori, tipo i Potrebbe essere codici a bianchi. Crespano? Sì. Ok, benissimo.